Soldi in arrivo per i dipendenti regionali. Il governo siciliano ha deciso di stanziare 25 milioni di euro per il pagamento dello straordinario di funzionari e dirigenti. Il contributo economico è stato prelevato dai 420 milioni di euro che lo Stato ha autorizzato a spendere sforando il patto di stabilità. All'assessorato al personale, guidato da Nicola Vernuccio, candidato con il partito dei siciliani di Lombardo, avevano fatto i conti e lanciato l'allarme. Servivano una quarantina di milioni per garantire la parte variabile della busta paga. La Giunta ne ha stanziati 25 ed ogni dipendente avrà nella busta paga di novembre fra 400 e 500 euro una tantum se appartiene ad una delle categorie più basse, fra 700 e 800 euro se è nelle fasce più alte. I dirigenti dovrebbero ricevere invece fra i 150 e i 600 euro corrispondenti a 2 mensilità di parte variabile. Inizia a montare invece la protesta delle categorie deluse dalla manovrina di fine governo lombardo. In primis le imprese che hanno ricevuto circa 45 milioni di euro più l'impegno dell'assessore Gaetano Armao di sbloccare fondi europei destinati alle opere pubbliche. Rassicurazioni che non hanno convinto Confindustria ed in particolare il suo vicepresidente Giuseppe Catanzaro che afferma: non pagare le imprese significa fermare l'economia reale che invece, come è noto, nelle aree depresse ha bisogno di politiche economiche oculate. Il riferimento degli industriali è ai crediti nei confronti della regione, oltre 1 miliardo nel solo settore della raccolta dei rifiuti, 1,5 miliardi nel settore dell'edilizia e varie altre centinaia di milioni di euro di tutti gli altri settori. Catanzaro non vuole iniziare un braccio di ferro con i dipendenti pubblici e precari, ma mette sul tappeto il tema della diversa attenzione che la Regione concede al settore pubblico e a quello privato. Per Giuseppe Catanzaro usare risorse per investimenti per pagare spese di esercizio è il segno di come certa politica percepisce il concetto di sviluppo. Da oltre un ventennio si portano avanti scellerate scelte politiche che portano a utilizzare risorse pubbliche solo per il consenso elettorale, mentre le imprese che hanno prestato servizi e materializzato investimenti non hanno diritti e con esse i lavoratori abbandonati al dramma del fallimento, conclude Giuseppe Catanzaro. Limiteremo a fare uno spaccato della realtà con riferimento al posizionamento.